Abbiamo qui il piacere di avere Alessandro Zanon, consigliere comunale di Tejo Veneto. Dunque abbiamo già affrontato l'argomento eticamente. Che cosa si può dire a distanza di pochissime ore da questi eventi? Sì, ci sarà la nona edizione prevista a Cintello, a Portogruaro, a Fossalta, a Concordia Sagittaria dal 3 al 12 di giugno. Il titolo di questa edizione è Il profumo del pane, edizione che il Comune di Tejo Veneto patrocina. Sono tematiche che riguardano aspetti ambientali, l'alimentazione, l'economia. È importante sottolineare la collaborazione che c'è tra la Proloco Tegliese e le scuole del Portogruarese, il liceo Marco Belli di Portogruaro, ma anche le scuole secondarie di Fossalta e di Concordia Sagittaria. Con loro ci saranno delle conferenze, dei dibattiti presso i loro istituti. Da sottolineare due importanti ospiti, presidente di Emergency Cecilia Strada e Don Andrea Gallo. Ecco, tra l'altro questi personaggi famosi rendono Tejo Veneto molto conosciuta a livello nazionale. E secondo lei uno degli avvenimenti cardine della cultura a Tejo Veneto c'è anche altro? Insieme ai dedicamenti ci sono numerose altre manifestazioni, vista anche la grande partecipazione al volontariato della nostra cittadinanza. Oltre alle sagre paesane, ricordiamo la sagra del Bisate che si svolge a Cintello nel mese di luglio e la sagra del Lengale a Suzzolins nel periodo di Ferragosto, e oltre alle altre manifestazioni culturali che anche come comune promuoviamo. Sono manifestazioni di grande aggregazione. Ringraziamo dunque Alessandro Zanon.